Un saluto a tutti i nostri spettatori. Oggi conferenza stampa alla ULSS 9 di Verona in videoconferenza con la stampa senza diretta Facebook. Una giornata particolarmente complicata perché vede oltre all'emergenza Covid anche l'emergenza dovuta all'incendio della casa di riposo ad Albaredo dell'Adige. Il dottor Pietro Girardi ha fatto il punto della situazione per ciò che riguarda il Covid e sentiamo le sue parole. L'incontro di oggi era per darvi più o meno un aggiornamento su quello che sta succedendo e mandare un po' di raccomandazioni importantissime però a tutti quanti, perché avete visto quello che nel resto d'Europa in qualche modo sta succedendo. C'è la Francia che ormai è in grossissima difficoltà, la Spagna anche, l'Inghilterra pure. Ci sono anche un po' di indicazioni che a volte sembrano strane, no? Liberalizzano da una parte e poi chiudono da quell'altra. Pensate alla Francia, al fatto che fino a 3 giorni fa parlavano dei 7 giorni, adesso si ritrovano a bloccare mezza nazione. Quindi vuol dire, è importantissimo che teniamo la barra dritta. La barra dritta è su quelle che sono le 3 solite raccomandazioni quotidiane che dobbiamo rammentarci tutte le mattine quando ci alziamo, che sono la mascherina, la disinfezione delle mani e l'assembramento, la distanza l'uno dall'altro. Queste 3 cose devono diventare una fissa nella nostra vita quotidiana se vogliamo continuare a poter avere le libertà di cui noi oggi in tutta Italia stiamo ancora usufruendo e che invece i nostri paesi accanto, i nostri cugini di Transalpe piuttosto che gli spagnoli e così via, già iniziano a non avere più. Ha tenuto poi a precisare quelle che sono le norme da tenere per ciò che riguarda sia l'uso della mascherina e del disinfettante, in modo che si possano evitare per quanto possibile i contagi e ovviamente il distanziamento. Ma sentiamo anche il punto della situazione sull'andamento nella scuola. Poi l'aggiornamento quotidiano, se volete, un po' della situazione nelle scuole è quello che avevamo ieri 11 istituti coinvolti, quindi se prima erano 11 adesso sono diventate 12, 16 e il ritmo dei contagi è di circa 50 al giorno, mediamente ogni giorno stiamo avendo 50 contagi, quindi vuol dire la situazione sta iniziando in qualche modo a crescere ed è per quello che prima e anche adesso voglio appellarmi in qualche modo a tutti quanti. La situazione è ancora sotto controllo, quindi bene, però dobbiamo stare attenti. Una conferenza stampa abbastanza veloce, ma visto il caso e la situazione che si vive in questa giornata è ovvio che sia stato così. Quindi esortiamo anche noi a usare tutte le precauzioni del caso per ciò che riguarda il Covid e di fare attenzione al distanziamento. Vi lasciamo con i nostri saluti e al prossimo appuntamento. Mayday, Mayday, up and shoot, Mayday.